Buongiorno a tutti, ciao bambini, sono Walter Sabato del Teatrino della Neve di San Donà di Piave. Più volte sono venuto nella biblioteca Vez Junior di Mestre per raccontarvi delle storie. Ma in questo momento di particolare emergenza sanitaria siamo tutti tenuti a restare in casa, voi non potete andare in biblioteca, allora sarà la biblioteca a venire da voi e lo farà con questo video, nel corso del quale io vi racconterò una fiaba. E lo farò con questo strumento particolare. È fatto di legno e di carta. Si chiama kamishibai e siccome risale all'antica cultura giapponese, kamishibai vuol dire teatrino di carta ed in effetti quando tra poco lo aprirò vedrete che assomiglia proprio a un teatrino. È stato inventato molto tempo prima ancora della televisione, del cinema, dei computer. Proviamo ad aprirlo. Ecco il nostro teatrino. Quello che vedete è la prima tavola, le tavole appunto di carta, di cartoncino, su cui sono stampate le illustrazioni della storia. E scommetto che guardandola attentamente qualcuno avrà già capito di che storia si tratta. È una storia tratta dall'antica cultura inglese. Vedete, ci sono degli oggetti di diversa dimensione, 3 per ogni tipo. Sì, sto parlando di Ricci d'Oro e i 3 orsi. C'erano una volta 3 orsi che vivevano in una casetta nel bosco. C'era un orso grande grande. C'era un orso medio. E c'era un orso piccolo piccolo. Ognuno di essi aveva una scodella per la pappa. L'orso grande grande aveva una scodella grande grande. L'orso medio aveva una scodella media. L'orso piccolo piccolo aveva una scodella piccola piccola. Ognuno aveva poi una sedia per sedersi. L'orso grande grande aveva una sedia grande grande. L'orso medio aveva una sedia media. L'orso piccolo piccolo aveva una sedia piccola piccola. Infine, ognuno aveva un letto per dormire. L'orso grande grande aveva un letto grande grande. L'orso medio aveva un letto medio e l'orso piccolo piccolo aveva un letto piccolo piccolo. Un giorno, dopo aver preparato la colazione e averla messa nelle loro scodelle, i 3 orsi, aspettando che la pappa si raffreddasse un po' per non scottarsi la bocca, decisero di fare una passeggiata nel bosco. Mentre i 3 orsi erano a passeggiare, passò davanti alla loro casetta una bambina chiamata Riccioli d'Oro. Quando vide la casetta degli orsi, prima guardò dentro dalla finestra, poi spiò dal buco della serratura e visto che in casa non c'era nessuno, girò la maniglia. La porta non era chiusa a chiave perché i 3 orsi erano degli orsi buoni, non facevano male a nessuno e nessuno voleva loro del male. Così la bambina aprì la porta ed entrò. Fu molto contenta nel vedere la colazione pronta in tavola. Ora, se fosse stata una brava bambina, avrebbe aspettato l'arrivo degli orsi, i quali probabilmente l'avrebbero invitata a tavola, visto che erano degli orsi buoni. Invece la bimba curiosa si servì da sola. Prima assaggiò la pappa dell'orso grande grande, ma per lei era troppo calda. Poi assaggiò la pappa dell'orso medio, ma per lei era troppo fredda. Infine, assaggiò la pappa dell'orso piccolo piccolo e trovò che non era né troppo calda né troppo fredda, ma giusta e buona, così tanto che la mangiò tutta. Poi si sedette sulla sedia dell'orso grande grande, ma per lei era troppo dura. Si sedette sulla sedia dell'orso medio, ma per lei era troppo morbida.
Infine si sedette sulla sedia dell'orso piccolo piccolo e trovò che non era né troppo dura né troppo morbida, ma giusta. E restò lì seduta finché la sedia a un certo punto si ruppe e la bambina, patatrac, stramazzò a terra. Poi andò nella camera da letto degli orsi. Si distese sul letto dell'orso grande grande, ma era troppo alto dalla parte della testa. Poi si distese sul letto dell'orso medio, ma era troppo alto dalla parte dei piedi. Infine si distese sul letto dell'orso piccolo piccolo e trovò che non era troppo alto né dalla parte della testa e né da quella dei piedi, ma era giusto. Allora si coprì comodamente e subito si addormentò. Nel frattempo, i 3 orsi pensarono che la loro pappa si fosse raffreddata abbastanza e rientrarono a casa. Ora, Riccidoro aveva lasciato il cucchiaio nella scodella dell'orso grande grande. «Qualcuno ha assaggiato la mia pappa!» Aveva anche lasciato il cucchiaio nella scodella dell'orso medio. Qualcuno ha assaggiato la mia pappa. E quando l'orso piccolo piccolo guardò la sua scodella, vide che il cucchiaio era dentro, ma la pappa non c'era più. Qualcuno ha assaggiato la mia pappa e se l'è mangiata tutta. Allora gli orsi decisero di guardare bene intorno, dato che evidentemente qualcuno era entrato in casa e aveva mangiato la pappa dell'orso piccolo piccolo. La bambina, dopo aver provato la sedia dell'orso grande grande, non aveva sistemato bene il duro cuscino. «Qualcuno si è seduto sulla mia sedia!» Aveva anche schiacciato il morbido cuscino dell'orso medio. Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. E voi sapete anche quello che aveva fatto alla sedia dell'orso piccolo piccolo. Qualcuno si è seduto sulla mia sedia e l'ha rotta. Allora gli orsi pensarono che era meglio controllare tutta la casa e andarono in camera da letto. La bambina aveva lasciato fuori posto il cuscino dell'orso grande grande. «Qualcuno si è disteso sul mio letto!» Aveva anche spostato il materasso dell'orso medio. Qualcuno si è disteso sul mio letto. E quando l'orso piccolo piccolo guardò il suo letto, vide Riccidoro che dormiva profondamente. Qualcuno si è disteso sul mio letto ed eccola qui. La bambina aveva sentito la voce grande grande dell'orso grande grande, ma nel sonno l'aveva scambiata per il rumore del vento e il rombare dei tuoni. Aveva anche sentito la voce media dell'orso medio, pensando che fosse un sogno. Ma quando sentì la voce piccola piccola dell'orso piccolo piccolo, questa era così stridula e forte che Riccidoro si svegliò di colpo. Allora si tirò su e appena vide i 3 orsi da un lato del letto, scese velocemente dall'altro lato e scappò via, saltando dalla finestra. Non si è mai saputo se nella caduta si ruppe il collo, se si smarrì correndo nel bosco o se fu catturata dalle autorità e accompagnata in una casa per vagabondi qual ella era. Ad ogni modo, i 3 orsi di lei non ne seppero più nulla. Alla prossima fiaba. Ciao bambini!